Salve a tutti, vediamo ora come risolvere un sistema simmetrico di quarto grado. Prima però guardatevi il video su come si risolvono i sistemi simmetrici di secondo grado in forma canonica, perché si utilizza questo. Allora, perché di quarto grado? Questa equazione di secondo grado, questa anche x al prima per y al prima 1 più 1 fa 2, e il grado del sistema è 2 per 2 che fa 4, quindi avremo al massimo 4 soluzioni reali. Allora, adesso come si fa? Bisogna pensare un attimo, dobbiamo pensare, perché qui abbiamo x al quadrato più sì, è simmetrica perché se scambiate i valori, se scambiate le lettere x e y tra loro, il sistema è sempre lo stesso. Allora, adesso dobbiamo pensare al quadrato di un binomio, è l'idea per risolvere, perché qua compare x al quadrato più y al quadrato. Pensiamo x più y al quadrato è x al quadrato più 2xy più y al quadrato. E noi possiamo pensare di portare questo termine 2xy dall'altra parte. Vedete che qui rimane solo x al quadrato più y al quadrato, che è quello che abbiamo qui. Quindi al posto di x al quadrato più y al quadrato metteremo x più y al quadrato meno 2xy, perché questo è andato dall'altra parte, diventa col meno, è uguale a 17 e x per y è meno 4. Adesso, perché l'abbiamo scritto così? Perché noi sappiamo quanto è x per y, possiamo inserirlo qui. Quindi avremo x più y al quadrato, qui abbiamo meno 2 per x per y, meno 2 per meno 4 fa più 8, è uguale a 17, e poi abbiamo anche x per y è meno 4. Allora adesso questo 8 lo portiamo dall'altra parte, x più y al quadrato è uguale a 17 meno 8 fa 9, x per y è meno 4. E allora adesso che abbiamo scritto che x più y al quadrato mi dà 9, capiamo che x più y è 3 oppure meno 3. E questo mi dà due sistemi, quindi il sistema di partenza si scompone in due sistemi. Scriviamoli: x più y è 3 insieme a x per y è meno 4, l'altro sistema è x più y è meno 3 insieme a x per y è meno 4. E questi sono sistemi simmetrici di secondo grado in forma canonica. Risolviamo con l'equazione ausiliaria di secondo grado. Allora, t al quadrato meno la somma, quindi meno 3t, più il prodotto, meno 4, uguale a 0. Qua lo facciamo anche, t al quadrato meno la somma, quindi meno 3 fa più 3t, più il prodotto, meno 4, uguale a 0. Tra l'altro queste due equazioni di secondo grado sono simili tra loro, le risolviamo in parallelo. Allora, t1, 2, meno b, meno 3 fa 3, più o meno radice, b al quadrato è 9, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 4 fa più 16, tutto fratto 2a, 2 per 1 è 2. Qua facciamo perché è simile, meno b, meno 3, più o meno radice di b al quadrato è 9, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 4 è più 16, tutto fratto 2. Allora, qui abbiamo 3 più o meno, 9 più 16 fa 25, radice di 25 è 5, fratto 2. Qui anche 9 più 16, 25, radice di 5, allora abbiamo meno 3 più o meno 5, fratto 2, e qua troviamo t1 e t2, anche qua troviamo t1 e t2, volendo potevate usare un'altra lettera per la seconda equazione, ma non importa. Allora, facciamo direttamente 3 meno 5 fa meno 2 fratto 2 è meno 1, 3 più 5 fa 8, 8 diviso 2, 8 fratto 2 è 4,
meno 3, meno 5, meno 8, fratto 2 fa meno 4, meno 3 più 5 fa 2, fratto 2 è 1. Come vedete non sono gli stessi, meno 1, 4, meno 4, 1. Allora adesso finalmente possiamo scrivere le soluzioni, quindi cancello qualcosa. Vi ricordo che il sistema iniziale era di quarto grado, quindi avrà al massimo 4 soluzioni. Ma al massimo 4 soluzioni reali, poi non è detto che siano tutte soluzioni reali, comunque insomma, a volte si trovano anche tutte reali. Allora, vi ricordo che questo è un sistema simmetrico, quindi possiamo scrivere x è uguale a meno 1, y è uguale a 4, però perché il sistema, quello lì che ho cancellato, era simmetrico, vale anche con x e y scambiati di valore, quindi 4 è meno 1. Da questi, e invece da questi cosa troviamo? X è uguale a meno 4, y è uguale a 1. Attenzione, non sono gli stessi, perché qua il 4 che ha il meno, qui è l'1 che ha il più. Boh, e questo veniva anche da un sistema simmetrico, quindi possiamo anche scambiare i valori di x e y, e qui mettiamo x che vale 1 e y che vale meno 4. Quindi qua siamo riusciti proprio a trovare 4 soluzioni. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.